tutta manetta. Bella, abbiamo completato la missione. Dobbiamo andargli a portare le scatolette. Ok. Edward, servi te. Sì, sì, andiamo ragazzi. Con la fiaccola olimpica in mano. Guardateci. Esatto. Saliamo, questo si Cazzo, sono cade caduto da dalle solo, scale. Turok. Mi sta arrivando addosso. Allora, Vai, Gino, vediamo un dalli. po'. Ehi, stronzetto, ci hai fatto in girare scatola. 3 ore ed ecco qua il cibo. Missione aggiornata? Gliel'avete data? No, no, ora sì. Sì, gliel'abbiamo dato. Bello, aumento di livello. Mazza baseball affidabile. Tony Campanella, Ciro, lanciami una palla. Dai, dai, qua. Qua sono. Cosa dice? Cerca 2 confezioni di succo. Dobbiamo andare alla stazione di benzina. Di nuovo. Nagel. Dai, abbiamo quasi finito qua in Bella. spiaggia. E poi ci Mi spostiamo lanciate tipo una nell'hotel. pallina? Cioè? Lanciami una pallina. Quale pallina? Qua, Ciro. Girati. Cos'è la pallina? Un secondo. Un secondo. Agghiacciante. Mazza da baseball agghiacciante. Che è? Che pallina? Che può fare con quella? Ah, una pallina. Andiamo. Ah, aspetta, faccio le molotov che ci serviranno più avanti. Molotov. Molotov. Tutto va bene quando Anche c'è un due. po' di vodka. Di vodka e biscotti. Non proprio. Prepariamo le armi, non vi dimenticate. Potenziamo un po' di tutto, ragazzi. Allora, Abbiamo appena ci potenziato siete? la nostra mazza da baseball, regalata dal nostro caro amico. Ciro al volante, ci mettiamo di dietro. Ehi. Aspettami. Ah, ok. Sei pure dietro, Ok. No, dobbiamo prendere 2 macchine. Aspetta, due macchine. Dai, vai. guida tu, Hoffman. Uno deve guidare. Andiamo. Guardate che fighi dietro. Allora, qual è la missione adesso, Ciro? L'ultima missione. Adesso è prendere 2 confezioni di succo di frutta perché abbiamo preso il cibo in scatola. Purtroppo hanno bisogno di acqua o comunque di bevande. E dobbiamo prendere i succhi di frutta. Si stanno organizzando una cenetta al lume di candela e noi gli dobbiamo prendere da No, mangiare. più che altro stanno organizzando per fuggire, quindi gli serviranno delle scorte, capito? Scorte. Dobbiamo fuggire dalla spiaggia. Non dall'isola, perché dall'isola comunque è impossibile, come fai? Devi avere una nave e un aereo. Sì. Però possiamo fuggire comunque dalla spiaggia e andare in città, insomma. Ok. O almeno provare. Comunque Edward, Hoffman c'è, sì. Bella. Hoffman c'è. Dov'è Hoffman? Hoffman all'interno. Eccolo lì. Hoffman Oh, all'interno. sì, c'è, ragazzi. Ci investe, attenzione, eccolo là. Ed ecco che il pullman lo Ovviamente mette fuori uso. io avrei evitato a morte proprio la città, perché la città sicuramente è strapiena di zombie. Vabbè, tanto dobbiamo andare per forza lì. Ops. Nuovamente qui alla stazione Eni. C'è un Big Daddy, lo investiamo con la mano. Dai, Credi c'è un Big vai. Daddy, sì. Non gli facciamo niente. Ma non muore questo. Abbiamo fatto male. Vabbè. Ok, l'abbiamo schiacciato a posto. Trapassalo. Ah, ne ha schiacciato uno di No, dietro. no, si sta realtà. Bello. Vai, si GTA. Vai, avanti e dietro. Vai. Attenzione, qua ci stanno mangiando. C'è Big Daddy. Ma intanto mi infilo e prendo il succo di frutta, va? Aspetta, Big Daddy, gli faccio un critico. Dai, con la spada infuocata. Vediamolo. Eccolo qui, guardate che figo. Versione cubista. Lo spacco in due. Ah. Ok, vediamo. Dove sono i succhi di frutta? Ehi, tira pugni. Oh, i succhi dove stanno? Eccoli qua. Succhi di frutta. Eccoli, 2 ce ne sono. Ah, e possiamo scassinare. Vediamo Eh. che c'è. Manganello di legno. Succo di frutta. Ehi. Ci serve un altro di succo di frutta, ragazzi, È lontano, Carta d'identità. No, dovrebbe stare qua. Cassa. Non ci credo che non ne ha più. Sì, no, a me veramente dice non è 240 metri ce n'ho. Ok, andiamo. Wow, veramente. Che Mannaggia. schifo, guardate qua. Però sono abbastanza carine le donne di Dead Island. Pure se sono zombie. Vero. Dai, 200. Sì, sono delle Aspetta, buonazze Ciro, che ho preso il assurde. succo di frutta. Fammi salire. Dove l'hai preso? No, ho sbagliato, l'ho preso da Dove l'ho dietro. messo dentro la macchina? L'hai L'ho preso da rimesso? dietro, Sì, Anna. no? Che schifo. Andiamo. Ok. Aspetta, Hoffman, perché dobbiamo seguire la mappa. Aspetta un attimo. Cioè, è a 220 metri mi sembra il succo di frutta. Sì. Sì, un Guarda. attimo, sto controllando sulla mappa. Aspetta, mi sistemo. Mi sa che è a 548 metri. il Eccoci tunnel. nel tunnel, ragazzi. Stiamo andando sempre per il Andando nostro più piano per aspettare Hoffman. succo di frutta. Ma che aspetti? Guardate questo Ok. qua. Che forte il motore. Qui c'è una compia coppia da massa. salvare, che ci daranno delle cose.
in ci salita. Hai fermiamo. messo le ridotte. Guardate Jack Sparrow, ragazzi, qua alla mia destra. Guardate che figo. Ci dobbiamo fermare. Perché ti fermi così, cazzo? Ehi, fermiamo la constatazione amichevole. Mi hai distrutto il paraurti, stronzo. Non scappare. Guarda questa. Ah, questo è un bibo. Un secondo, ragazzi. Oddio, ci attaccano, ragazzi. Abbiamo vanno- scoperto e vanno anche un'auto molto qui in incazzati. basso. Ragazzi. Come potete vedere. E ci hanno attaccato perché stavamo salvando una persona qua dentro. E a quanto pare appena abbiamo aperto la portiera, tutti gli zombie in faccia. Vanno molto incazzati. Esatto. Era Riapriamola. fatto apposta. Adesso Dai, dobbiamo dai, aiutarlo. forziamo la portiera. Salviamoli. Come si fa? Ok, Ok. tiriamolo fuori. Esci, stronzo. Adesso ci dà il premio. Ah, vabbè, se ne esce lui, scusa. Da Gino. Ok. Vediamo che premio ci dà. Tutti qua che aspettiamo, guardate Hoffman. Sembra che... Guardate, apre il bagagliaio. Oddio, Edward, che vieni a schifo. vedere. Sembra un nano. Ho aperto. C'è un tubo e basta. Che schifo. Un tubo E e dai, un per averti medikit, vabbè. salvato. Mamma mia, questa qua, guardate come l'abbiamo combinata. Dove? Hoffman l'ha Che fatto. schifo. Ragazzi, controllate Ora in caso perfetto. avete la luce accesa. No, no. Che sennò la sprecate No. a vuoto così. Vabbè che si ricarica da sola, però. Salite. Saliamo. Lasciamo i succhi di frutta qui sulla macchina. Ci rivedremo all'interno dei prossimi gameplay, ragazzi, sempre su Dead Island. Vedremo se riusciremo a portare avanti questa fantastica missione dei succhi di frutta qui con Ciro alla Siete guida saliti in e macchina? Hoffman di dietro. Esatto. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao ragazzi, votate e commentate.